Prepariamo oggi i pistoccheddus de Serrenti, ossia i biscottini di Serrenti, un dolce tipico sardo che viene preparato in occasione della Pasqua. Ci serviranno 500 g di farina 00, 5 uova, 125 g di zucchero a velo, 40 g di strutto, una bacca di vaniglia, la scorza di un limone biologico e un pizzico di sale. Per lavorare utilizzeremo una planetaria per rendere l'impasto più omogeneo e per facilitarci la lavorazione. Ma volendo potete fare anche tutto a mano, mi raccomando. Iniziamo. Estraiamo i semi dalla nostra bacca di vaniglia. Vedete? Questa è la polpa che dobbiamo recuperare. Ora un piccolo consiglio. Dal momento che le bacche di vaniglia sono piuttosto care, quella che recuperate non buttatela. Mettetela in un barattolo, aggiungetevi dello zucchero e otterrete un ottimo zucchero aromatizzato alla vaniglia, che vi potrà servire per altre preparazioni. Abbiamo aggiunto la nostra vaniglia alla farina, quindi la devo mettere nella ciotola della planetaria. Aggiungiamo un pizzico di sale, le uova, e sono 2 tuorli e 3 uova intere, mi raccomando. Quindi andiamo ad aggiungere il limone, a cui abbiamo aggiunto un cucchiaio di succo di limone. Fai scendere. Grazie. E quindi il nostro strutto, 40 grammi. A questo punto andiamo a montare in planetaria con il nostro gancio, useremo questo, e lavoriamo. A questo punto mi sono accorto che l'impasto era troppo duro, quindi ho scelto di aggiungere un uovo intero e un tuorlo. Ora aggiungeremo mezzo cucchiaino di lievito in polvere vanigliato, e una puntina di ammoniaca per dolci. Questo regalerà un po' di friabilità. Ok, e ricominciamo a lavorare. Come vedete è un impasto veramente molto pesante, anche la macchina fa fatica. Quindi se non avete un'impastatrice molto potente vi consiglio di usare le mani. Dopo un bel po' di minuti di lavorazione il risultato è questo, un panetto abbastanza soffice che ricorda quello dei pirichiti. Ora dovremo lasciarlo circa mezz'ora a riposare coperto con la pellicola trasparente. Trascorsa la mezz'ora iniziamo a lavorare a pezzi il nostro impasto. Tagliamo in pezzetti lavorabili, realizziamo dei salsicciotti e quindi gli diamo la nostra forma. Cerchiamo di ottenere uno spessore, un diametro del nostro salsicciotto di circa mezzo centimetro. Poi, volendo, potremo utilizzare delle formine tipo questa. Arrotoleremo l'impasto attorno in modo da ottenere la forma a cuore. Altre forme le realizzeremo circolari, che rappresentano la famosa corona, e infine cercheremo di realizzare degli animaletti. Iniziamo. E questo è il primo. Quindi andiamo a estrarre la forma e mettere sulla nostra teglia coperta con carta forno. Con calma continuiamo fino a ottenere tutte le forme che desideriamo. Per realizzare la coroncina faremo un cerchio e quindi con il coltello andremo a incidere in questo senso in modo da formare delle punte che poi si espanderanno in cottura. Una volta realizzate tutte le nostre forme, andiamo ad infornare a 170 gradi, forno statico, calore dal basso e dall'alto per circa 20 minuti. Dopo circa 22 minuti, 22-24 minuti di cottura, però questo chiaramente dipende dal forno che utilizzate,
questo è il risultato. Come vedete sono leggermente dorati, hanno appena fondo e sono pronti per la glassatura, che inizieremo subito a preparare. Iniziamo subito a montare a neve un albume e quindi aggiungeremo il nostro zucchero a velo, 125 grammi, per realizzare la nostra glassa. Una volta realizzata la nostra glassa, iniziamo subito a cospargere i nostri dolcetti. Utilizzeremo un pennello . Dopodiché andremo ad aggiungere dei diavoletti colorati. Potete scegliere quelli argentati, oppure come preferisco io preferisco quelli argentati, oppure quelli colorati. E continuiamo così. Ed in pochi minuti questo è il risultato. Ora dovremo far asciugare la glassa e assaggiarli.